Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Ben ritrovati, mercoledì 8 luglio, veniamo all'aggiornamento sui mercati. Partiamo proprio da Wall Street. Standard & Poor's negativa la percentuale, meno 1,06%, 7.424 la quota punti, 52.083 la quota per Dow Jones, meno 1,58 la percentuale. Meno 0,97% per Nasdaq, 28.892 la quota. Proseguo con Russell 2000, 2.932,16, meno 1,69 di percentuale. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, 14,31 la percentuale, 18,4 per l'indice altresì detto indice della paura. Vediamo il valutario: dollaro 101,2, euro dollaro 1,13, sterlina dollaro 1,33. Materie prime, parto dall'oro, al momento non cresce, meno 1,90%, 4.022 dollari all'oncia, 75 i dollari al barile, per il petrolio 4,83 la percentuale. Vediamo per i titoli di Stato: BTP Bund 82,170, parentesi sulle criptovalute, Bitcoin 61.585 dollari, 1.717 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.33, concluse quindi da 3 minuti le contrattazioni in Piazza Affari. Vediamo come si chiude questo mercoledì 8 luglio, partendo proprio dall'indice di casa nostra. Chiude tutto in negativo, meno 1,36%, FTSE MIB 51.744 la quota, 8.239 la quota punti per il mercato francese, la percentuale per CAC 40 è meno 2,33%. Chiude così il mercato spagnolo, meno 3,01%, 19.049 la quota punti per IBEX 35. DAX meno 2,35%, 24.865, 10.469, UK 100 meno 1,84%. E infine salutiamoci vedendo lo Stoxx 50, ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione sulla giornata, sull'andamento di giornata. Ci dice questo: meno 2,02%, quota punti di 6.192. E questi gli aggiornamenti, gli ultimi. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con